che il posto di lavoro era sicuro, ora ci ruba anche il lavoro e lo ruba da una fabbrica che tutto sommato è nuova e se lo ruba da un posto dove il costo di lavoro è basso. E allora quali buone ragioni a Marchionne per venire qui a Pomigliano, una fabbrica vecchia dove ci sono lavoratori, grazie a Dio, che hanno ancora la testa alta, che il capo lo guardano negli occhi e che al momento giusto sanno dire sì. Perché? Quale motivazione aveva Marchionne? Se non una grande e grossa, che però tutti abbiamo capito, perché la solidarietà oggi su questo piazzale vuol dire proprio che tutti abbiamo capito che questo significa che se questo accordo passa all'Alfa Sud, queste saranno le nuove condizioni del lavoro in tutta Italia. L'8 marzo proprio, giornata internazionale della donna, qui in fabbrica, al di là dei cancelli, in un'assemblea, ci vennero a dire oggi è una giornata storica perché cade la pregiudiziale che crea differenza tra il lavoro delle donne e il lavoro degli uomini. Ora le donne entreranno in massa nel ciclo produttivo e cadranno queste barriere. No, Melfi ha significato tutt'altra cosa e anche in quell'occasione i sindacati dicevano si firma e poi si contratta e poi si discute. Oggi siamo tutti qui e facciamo un bilancio di che cosa è stato Melfi, una vita infernale dove le donne sono scappate, una vita sociale impossibile. Questo ha significato per Melfi, questo ha significato per gli operai polacchi, questo potrebbe significare per noi. Non c'è un prima e un dopo, i lavoratori hanno già dato troppo, e oggi è il tempo di fare i conti. Marchionne non se ne può andare. Oggi si discute l'articolo 41 della Costituzione, lo vogliono cancellare perché lì c'è la libertà assoluta dell'impresa e libertà assoluta dell'impresa significa quello che ha fatto la Fiat in questi anni, ha succhiato denaro pubblico a volontà sotto forma di cassa integrazione. Dire che bisogna spremere ancora i lavoratori. Queste sono le condizioni di Marchionne. Noi siamo attivisti e questa fabbrica la conosciamo bene. Ci abbiamo lavorato dentro tutti quanti e ci lavoriamo ancora. E lo sappiamo che i lavoratori dell'Alfa Sud, quando è il momento di dire no, lo sanno dire, lo dicono con forza e convinzione. Quindi aspettiamo i nuovi dati, aspettiamo anche i compagni e i lavoratori del secondo turno che verranno. Perché è un problema di democrazia. Chi se venne dalla Costituzione? L'hanno fatto il nostro Epato del nostro partito e il sciopero in quel fabbrico 68-69 che hanno portato la democrazia in Italia e nel mondo. Questo ci chiedono di tornare al Medioevo a fare gli schiavi. Sapete ci battono così che vi ricordate i corsi di addestramento che vigilando qui, che non mi dico io cesso, se andavate al cesso questi vi controllavano. Dopo 5 minuti vi facevi il rapporto, papà. Marchionne è strunzo, io stessi badate con l'approccio, e la fiamma che poi doppio il gioco, e il centrodestra e il centro di sinistra che sanno per noi, vi devi ingoppare, si me la classe operaria, un problema di dignità, votammi no, a parte tutto sta mangiato uomini e me. Quando uno dice me ne vado, se ne va subito. Chi sono 2 anni che dice come ci meschiamo se ne va, volimo no, perché volimo restare nel merda, si tiene il palese lì, non mettete il palese lì, Marchionne è un faridello, Marchionne non qua, Marchionne non ha di 20 anni di là, ho lavorato e me ne va, io sono andato qua nel 72 con l'Alfa Sud, a te non vai qua, la prima cosa che mi hanno detto, poi ti vuoi faticare o giurimmo. Sono passato 40 anni. E che cazzo stanno ancora a dire lo faticamo a giudizio? Ma veramente se pensano che ti operato lo strunzo? Ma veramente ci pigliate per scie? Compagni, caputo no! È una cosa importante! Uno perché non vediamo! Scegli lei ci fa schiavo per popolo Marchionne! 2 perché fosse uno strunzo uomini e merda! Ma come mai? Marchionne toglie la produzione!
dalla più produttiva fabbrica automobilistica d'Europa, compagno. La Fiat della Bologna e il Marchionne, la Fiat che è la fabbrica più produttiva d'Europa e del mondo. A dove sta Ubriaco che toglie la produzione e la porta qua? Non sta Ubriaco che è costretto a farla qua. Se non nasce il problema dei finanziamenti pubblici, di tutti i miliardi di euro truffando lo Stato che stanno intascato, compagni. Qua si fa sta fabbrica. Ma vi dica che succede? Succede che hanno una brutta sorpresa col referendum perché hanno fatto la buffonata e dicono che pure l'85% del sì non l'avranno. Ma non sta, ma come si permette? Ha avuto questa fabbrica regalata da Prodi insieme all'Alfa Viarese che ha chiuso. Non ha pagato una lira e che poi ha giurato l'Alfa Sud, troppo che ha giurato Termini Merese, troppo che ha giurato Arese, troppo che ha dato marchio Alfa Romeo a capo perché l'Alfa Romeo andava in America e il sistema è palle sanire e sacca perché ha un brutto risultato con lo Dodge e non se ne va, manca morto se ne va, manca se cacciamo Marchionne a calci nel culo se ne va perché è obbligato a stare qua perché ha approdato lo Stato di decine e decine e decine di miliardi di euro di finanziamenti pubblici. Questa fabbrica l'ha avuta regalata dallo Stato. Compagni, lo schiavo non si è mai visto uno schiavo che si dà in schiavitù. Lo schiavo è un prigioniero di guerra, lo schiavo è conquistato e sottomesso. Compagni, noi siamo lavoratori, siamo classe operaia, abbiamo la nostra dignità. Stiamo con la fronte alta, difendiamo i nostri diritti, quelli delle nostre famiglie, quelli dei nostri figli, quelli dell'intera società. Non può passare questo aberrante disegno Marchionne. Uno perché è gravissimo, perché cambia la Costituzione di fatto nei rapporti di produzione. Due perché Marchionne bleffa, Marchionne non può portare la produzione all'estero da Pomigliano. La rivendicazione dei diritti, non è possibile abdicare la nostra dignità di lavoratori, di status di lavoratori e di trasformare in schiavi obbedienti che devono solamente dire signor sì, punto e basta. Ecco perché siamo venuti dalla Fiat di Cassino questa mattina insieme ai lavoratori di Mirafiori, della Sever di Val di Sangro, insieme a tutte le altre organizzazioni sindacali, oltre che alla CUP FLMU, per esprimere la massima solidarietà e per dire ai lavoratori di alzare la testa, di non farsi fregare da tutti i prezzi e che se qualcuno di noi ci casca un centesimo per terra neanche si piega per raccoglierlo. Perché Marchionne non se ne può andare, perché stava per l'immagine, e ricordiamoci sempre una cosa, questa fabbrica resterà a stabilizzazione ancora per 3 anni fino al 2012 e quando finalmente si farà la banda, questi ce lo dicevano pure i nostri compagni polacchi, perché ha letto la lettera dei lavoratori polacchi ai lavoratori dell'Acqua Sud. Queste promesse, alla fine, dicono i nostri colleghi polacchi, ci ha studiato, che si danno sempre morto e alla fine se vediamo pure questo lavoro se ne va. E non glielo dobbiamo consentire, non glielo dobbiamo permettere. Questo è quello che fanno e questo andrà bene, perché dopo qualche mese di lavoro i lavoratori si trovano in mobilità. E la mobilità in questo paese è licenziamento e quando i lavoratori a 40, a 45 a 50 anni vanno in mobilità hanno ben poche speranze di trovare un altro lavoro. Siamo qui per scelta questa mattina alle 5, siamo qui perché vogliamo controllare, siamo qui per sostenere il no con tutte le nostre forze, a testa alta, perché il nostro impegno è dignità, perché i lavoratori hanno la forza, il coraggio, la dignità di guardare in faccia il padrone e dire ti boccio.